Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel per Calcio 5 Show, puntata natalizia con tanti ospiti e qui con un Max, come ha detto lui, costipato, avrà poca voce, quindi lo usiamo subito, tic e tac e via per intervistare ovviamente coloro che giocano nel CSI di Pordenone e in particolar modo abbiamo Francesco Marson dello Scafazzi Futsal che abbiamo visionato da vicino quando lui era stava un po' così, insomma, era malato e Costipato. Eri costipato, esatto, bravo, segui il nostro totem Max e quindi non potevi vedere da vicino, l'hai fatto grazie a noi e speriamo di averlo commentato dignitosamente, degnamente. E Bene, Max, intanto devo io... dire, dimmi. Vai. No, devo dire che è stata una bella esperienza, no? Naturalmente ho dovuto stare in piedi perché in quella posizione è un pochino più difficile, però è stata una bella esperienza perché comunque sembra di no, però fare 2 o 3 ruoli in contemporanea diventa difficile per tutti. Beh, abbiamo visto l'ultima che è stata a San Vito, trasmessa da una televisione, insomma, del Pordenonese, e abbiamo visto che avevano il telecameraman apposta, quindi insomma, non dico per farmi i complimenti, però insomma è dura fare 2 ruoli. Detto questo, intanto faccio un augurio di buon Natale a tutti, perché naturalmente io devo parlare adesso, poi come vi abbiamo detto cercherò di parlare il meno possibile. E intanto volevo chiedere subito di bomba, boom boom boom, a Francesco di farci un primo bilancio della sua squadra Scafati Futsal, di cui lui è il presidente e anche nonché giocatore, come è andata questa prima parte di stagione, e poi vorrei sapere anche cosa vi manca, se dovete recuperare delle partite, insomma quanto manca al girone d'andata. Allora, intanto buongiorno a tutti, colgo l'occasione, visto che sono qua, per ringraziarvi che avete registrato la partita, così ho potuto vedere da vicino i miei boys. È stata una bella partita, mi dispiace che avete dovuto fare i salti mortali per registrarla, quindi qui colgo l'occasione per fare un appunto al comune di Pordenone che metta queste benedette tribune su quella meravigliosa palestra, perché gli mancano solo le tribune per essere uno spettacolo. A parte questo, comunque, il bilancio della prima parte di stagione è positivo, siamo comunque sulle parti alte della classifica. Mi aspettavo qualche punto in più, ma li abbiamo buttati noi, cioè, alla fine con i 3 pareggi che abbiamo fatto sono 6 punti che abbiamo buttato, che con 3 gol in più praticamente potevamo avere 6 punti in più ed eravamo primi a pari merito con Lanzano. Ma sì, non è la partita col chiosco bomber che era da vincere, perché lì puoi vincere, perdere, pareggiare, era una partita tripla quella lì. Li abbiamo persi i punti con Fiori Rettolusso, con Roller e con Richinvelda. E quindi spero che il girone di ritorno di essere un po' più attenti, insomma, perché le abbiamo perse proprio, sì, perso punti per veramente dettagli. E quindi ci mancano 3 partite per finire il girone d'andata. Abbiamo l'Oppitergium calcio a 5 che dobbiamo recuperarla l'11 gennaio, e poi abbiamo contro Lanzano, quindi contro la prima classifica, anzi seconda in classifica, perché adesso Chiosco Bomber li ha superati, a Fregona, e dopodiché l'ultima di andata con la Wakanawa, mi pare proprio a Zoppola. Bene, adesso io volevo farti un'ultima domanda, no? Ci dovevi raccontare, e tu lo sai che ci devi raccontare qualcosa perché avete fatto una cena, insomma, e tutto quanto. Vai. Allora, sì, abbiamo fatto prima il torneo di Natale, che quello ormai è una tradizione, ogni anno lo facciamo, quindi tutti quelli della squadra si dividono e per una sera indossano la maglia della propria squadra del cuore. Quindi abbiamo fatto un quadrangolare Inter, Juve, Pordenone e Milan, che ha ovviamente per il terzo anno di fila l'ha vinto l'Inter, anzi l'ha stravinto l'Inter anche quest'anno, quindi per tutte vinte, 9 punti. La Juve è straultima, dove io partecipo ovviamente,
Dopodiché ieri abbiamo fatto la cena di Natale, quindi siamo andati qua alle casette a Cordenons e dopo siamo andati dallo sponsor Birreria Monaco, sempre qui in piazza. Ovviamente rigorosamente tutti a piedi, visto che siamo tutti qua della zona, così non abbiamo avuto problemi di spostarci con la macchina, è andata benissimo, abbiamo finito tardissimo, stamattina mi sono alzato tardissimo ovviamente, ma è stata una gran bella serata. Bene. Approfitto anche per ringraziare un nuovo sponsor che si chiama Clay, che ieri sera ci ha consegnato i giubbotti, quindi adesso praticamente abbiamo l'abbigliamento completo che non è da tutti, insomma. Beh, Enrico, devo dire che no? Anche noi magari aspettiamo qualche giubbottino, chi lo sa. Potrebbe essere. Intanto devo fare i complimenti a Francesco perché assomiglia a Blofeld nel film 007 per gli appassionati, che accarezzava il gatto e non si vedeva fino a un certo punto del film. Devo dire, questa posa registica, no? Tra virgolette, ovviamente, perché mi ha ricordato subito il film con Sean Connery. Ecco, quindi grazie Francesco. Io prima di salutarti, ovviamente ti voglio dire e leggere a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che quest'oggi ci seguono su Facebook, YouTube e Instagram, perché abbiamo posizionato Instagram, no, non funziona. Ecco, vabbè, non importa, avevo provato a fare Instagram, sembrava che andasse, vabbè, non importa. Risultati del CSI: ci sono stati recuperi questa settimana. Sì, scusate. Ponte 94 1-4, e abbiamo proprio un personaggino fra poco che ne parlerà, perché c'è una novità riguardante il Befed Futsal. Poi abbiamo Tennis Club Caneva FCS Sporting Turchia girone D 2-2, lo stesso Tennis Club Caneva Futsal BCC 3-7 nel girone A, Green Futsal Mov Bistro Originals 2022 2-7, ed il Legno Sacile Boca Senior Serie B 3-2, mentre la precedente era della Serie D. Per la Serie C che interessa a Francesco, Awakanawa Chiosco Bomber 2-4 e Libertas Roller SDM 2-1. Poi giovedì sera, per quanto riguarda la Serie E, Astra San Vito Servizi CGN 1-8, e sempre per quanto riguarda la Serie C, Green Planet Fioreria Tolusso 5-1. Questi i risultati velocemente dei campionati organizzati dal CSI di Pordenone. Salutiamo Mio Marzaro, Matteo Pavan e tutta l'organizzazione, ed eccolo qua a parlarci di Befed Futsal, e sottolineo Befed per gli amici americani e non. Abbiamo Durigon che ci racconta una piacevole novità. Ma da cosa volete che parta? Dal nuovo allenatore. Chi, scusa? Chi lo dirai tu? Sì, no. Allora, vi avevo già anticipato che con la squadra, con la società abbiamo deciso di separarci dal mister, e adesso il nuovo allenatore che ha fatto il primo allenamento mercoledì scorso è Renzo Pillon. Attenzione, quindi dal futsal pasiano, Serie C della FIGC alla Serie A del CSI. Sì. Ci siamo incontrati, gli abbiamo esposto tutti i nostri progetti e tutto quanto, abbiamo ascoltato le sue richieste e tutto quanto, e alla fine, come si dice, abbiamo trovato questo accordo per questa stagione, che Renzo Pillon verrà ad allenarci e a darci una mano a risalire la classifica. Bene, direi che è ottimo. Volevo fare, scusa, prima di farti un'altra domanda, caro Davide, volevo fare una rettifica e fare i complimenti ad Enrico, perché Instagram funziona benissimo, mi ero sbagliato io, quindi chiedo scusa. Detto questo, volevo chiederti a questo punto, caro Davide, anche voi dovete fare un piccolo bilancio, perché naturalmente avete dovuto cambiare allenatore. Cosa pensate di fare? Perché avete preso una persona importante in un certo senso, no? Quindi avete degli obiettivi pazzeschi in un certo senso. Non credo che allora ti dico subito, Max, gli obiettivi di inizio stagione erano altri. Adesso come adesso siamo in una classifica che non rispecchia il nostro potenziale come squadra,
e adesso come adesso dobbiamo solo guardarci dietro. Quindi per me gli obiettivi rimangono gli stessi di inizio stagione. Adesso è da correre, cominciare a correre, fare più punti possibili, perché secondo me e anche secondo la squadra c'è ed è forte. Questo lo posso tranquillamente dire, che la squadra è davvero forte e adesso devono loro cominciare a immagazzinare tutte le idee del nuovo mister e a correre. Bisogna che dovete dire voi due, Francesco, ti voglio coinvolgere, sì. Dovete dire che cosa state organizzando. Avete organizzato qualcosa? Sì, Franci, facciamo l'amichevole allora il 4. Sì, confermato. Perfetto. Confermato a Villa d'Arco. Cosa non si fa per smaltire i panettoni e i pandori? 4 gennaio. 4 gennaio a Villa d'Arco. Pordenone, perfetto. Grazie Enrico. No, Pordenone è un'altra roba, guarda che Max si è perso a Villa d'Arco, quindi voglio dire, è una metropoli che ha una tangenziale, quindi bisogna stare attenti. Aspetta, mi sono perso per colpa di Enrico. Colpa mia, perché è chiaro, è sempre colpa mia. No, certo, dai. Per colpa, perché lui mi ha mandato la sua posizione, io l'ho seguita e sono finito dall'altra parte di Cordenone. Era l'Eurosporting, credo. Beh, dai. No, è finito al Caffè Ritz, stranamente. Vabbè, non vogliamo fare pubblicità agli sponsor dello Scappati Futsal, ve l'abbiamo fatto indirettamente perché ovviamente arriverà il bonifico. Dopo ti trasmetto l'IBAN di Max, così ci arriva il regalo di Natale, visto che siamo prossimi al 25, insomma avremo bisogno di qualche piccolo presente per continuare a raccontarvi il futsal amatoriale. E cari amici, io vorrei dire, prima di salutarvi, quali sono i prossimi impegni, perché è vero che la prossima settimana non si gioca, però per quanto riguarda la Serie A vedo il Befet dovrebbe giocare la settimana il 12 se non erro quella contro il dimmi Davide. Da 12 giochiamo contro il TC Caneva. Recupero. No, campionato. Posticipo. E dopo giochiamo il 19 contro gli Amatori Pordenone. È preparato questo DS, devo dire, pensavo di coglierlo in castagne. E dopo, quella dopo contro il Campez. Le sa tutte. Invece Francesco, te sei preparato o vai pure preparatissimo. La Serie C? 11 gennaio 4 gennaio contro il Befed, amichevole. 11 gennaio contro l'Opitergium, calcio 5, che è il recupero di quel famoso weekend dove sembrava che venisse giù l'apocalisse, invece non è successo nulla. E poi abbiamo Lanzano, quindi contro la prima in classifica a Fregona, e poi l'ultima con l'Awakanawa, quindi l'ultima di andata con l'Awakanawa a Zoppola. Max, ma stai pregando per stasera? Non si sa mai, sai com'è. A proposito di pronostici, vorrei dire che poco fa ha pareggiato il Frosinone ed è un risultato che a Max non va bene, perché lui ha messo 1-2. Guarda, non importa, basta che pareggino, il resto non me frega niente, c'è per dire. Tutto va bene, via. Mentre che parlavate ha sbagliato un qua gol viene fuori l'interista. Dimmi Francesco. Mentre che parlavate, che la sto guardando qua davanti, Vlahovic ha sbagliato un gol incredibile per il 2-1. Quindi sono ancora 1-1, ma perché ha fatto una cappella incredibile. Vabbè, lo stipendio glielo pagate lo stesso, mi pare. Sì, io no. Mi sa di sì. Ecco. Io ragazzi, a questo punto siamo in attesa di altri ospiti, ma vi teniamo in compagnia perché insomma fra poco parleremo di calcio FIGC e ce n'è veramente tanto da raccontare. Il Pordenone ha vinto. Prego. Il Pordenone ha vinto 2-1 ieri. Non so, vuoi fare altri spoiler? Non so. Max, vogliamo chiamarlo come conduttore, questo ragazzo qua sotto, che si sta un po' allargando. Verrà richiamato domani, pagherà il caffè in quel di San Vito al Tagliamento, quindi chiunque volesse
aggiungersi a noi, David paga il caffè domani, ecco, quindi oltre a me tutti gli altri presenti che stiano guardando la trasmissione sono numerosissimi, e quindi caro David, prepara la carta di credito al banco, ma perché domani dovrai pagare il caffè a un numero piuttosto ampio di persone. E ride intanto, perché si vede che lui i regali li ha già fatti, non li hai già fatti. Tu sei come il Grinch. Bravo. Sei come il Grinch che a Natale ci fa un baffo. Cos'è il Natale a questo punto? Mi verrebbe da dirti. Comunque, ragazzi, non abbiamo visto le classifiche, ma giusto prima di salutarvi volevo con voi commentare la vostra posizione di classifica. Grazie all'app Italia Gol, e ringraziamo Franco Poiana perché lunedì peraltro è venuto a trovarci, purtroppo Max non è riuscito a venire e ci ha portato anche un presente, quindi lo ringraziamo, e a noi di Sportissimo Channel, e quindi a lui, alla redazione di Radio Gioconda ovviamente vanno i nostri migliori auguri di buon Natale e buone feste. E grazie all'app Italia Gol che trovate su tutti gli store, disponibile gratuitamente. Andiamo a vedere la classifica della Serie A, dove c'è questo Beffed, e sottolineo Beffed, ecco, visto che mi prendete in giro perché lo dico Beffed, ecco. Vediamo la classifica. Pordenone Amatori, abbiamo ospitato scorsa puntata, recuperatela, il dirigente Paolo Di Rosa, 22 punti in testa, 7 vinte e una pareggiata, 19 punti per la BCC con 9 gare giocate, poi c'è Licem a 17, Bauman Pub 16 e Montereale quinto insieme all'Astra con 13 punti, quindi questa è la zona playoff. Atletico Mareno 11, Beffed a 7 punti all'8° posto in coabitazione con Stella d'Argento e Ponte 94, chiudono Campez e Caneva a 4, quindi devo dire che è una classifica piuttosto corta, basta poco per risalire la china e speriamo insomma che la tua squadra, caro David, ce la faccia. Speriamo. Ecco, speriamo. Mentre per quanto riguarda la Serie C, che adesso vado a recuperare grazie alla velocità della luce, andiamo a vedere come si posiziona lo Scafati. Chiosco Bomber, che salutiamo, 22 punti al comando, li abbiamo visti proprio in quel di Villa d'Arco in 9 partite, mentre Lanzano ha perso la prima la scorsa settimana contro un Green Planet in grande spolvero, che ha vinto anche il recupero. 21 punti per Lanzano, 16 per l'Olmè, Scafati quarto posto con 15, poi Livenza Gome 13, Avacanaua 12, Libertas Calcio 5 di Fiume Veneto 10, Opitergium e Green Planet Richinvelda 7, Fioreria Tolusso 5, Roller SDM 4 per quanto riguarda la Serie C. Commento da parte di Dottor No o Blofeld, Francesco, Scafati Futsal. No, come ha detto prima Max, sì, l'obiettivo rimane quello di salire, quindi in qualche modo speriamo di farcela, insomma. Abbiamo questa partita da recuperare, quindi con l'Opitergium, mi pare che l'Olmè dovrebbe avere una partita in più, giusto? Futsal l'Olmè che ha un punto in più di noi. Mi confermi? Sì, esatto, Enrico? esatto, Okay. sì, esatto. E anche il Chiosco Bomber dovrebbe avere una partita in più. Sì, è corretto, bravo, okay, hai studiato. Ecco, ragazzi, quindi, a questo punto, vai. No, niente. Battute conclusive, che abbiamo ospiti pronti per sostituirvi. Tranquillo. Niente, sono contento della classifica, speravo qualche punto in più, ma ci sta, abbiamo tanta gente nuova e quindi è normale che sia così. Vi ringraziamo, buon Natale e a presto. Buon Natale a voi anche. Buon Natale a tutti gli amici di Sportissimo Channel. Ciao ragazzi. Grazie ragazzi. Ciao. Ecco Max, rientriamo in studio, adesso abbiamo una parentesi dedicata alla FIGC, anzi iniziamo con la FIGC perché poi ci sarà tanto da parlare, ma abbiamo qui Kevin, il presidente di Comene. Buongiorno a tutti, io non riesco a sentirvi.
Ah, non riesci a sentirci. Peccato perché, insomma, a quanto pare... Provo a rientrare e provo a uscire e a rientrare, vediamo se funziona. Ciao, facciamo questa prova tecnica, grazie Kevin. Abbiamo appunto una parentesi, apriamo la parentesi della FIGC perché ieri sera a Manzano c'è stata la finale della Coppa Italia di Serie C, Friuli Venezia Giulia. Ci racconterà appunto Kevin, sperando riesca a parlare, come è andata a finire. Lunedì, Max, ero stato a San Vito Tagliamento anche diciamo fare delle interviste, non so se le hai sentite, le hai viste, e abbiamo raccontato un po' le semifinali pur non avendo l'esclusiva, ecco, e vediamo se Kevin non riesce a sentirsi. Alza il volume, prova a alzare il volume del computer, magari siamo più fortunati. Il bello della diretta è anche questo, caro Kevin. Volevamo fare appunto i complimenti alla tua squadra che ha vinto la competizione, che peraltro è al comando della graduatoria. Vediamo se ci senti. Io continuo a parlare sperando non vi sento. Qualche problema tecnico, niente da fare, Mannaggia. Max, qua purtroppo siamo bloccati per il momento con Kevin, speriamo dopo, anche perché adesso io direi di passare bando alle ciance, come dicono quelli bravi, con prima Eleonora, eccola qua, Gobbo, giusto? Buongiorno, sì, esatto. Buon pomeriggio a te Eleonora, ma soprattutto abbiamo anche forse lo sentiamo, mister Luca Ariola. Buongiorno, buongiorno. Oh, finalmente sentiamo l'audio. Era diventato un caso nazionale e nello specifico a Prata, insomma, tutti si chiedevano se avessi una voce perché ti avevamo ospitato, poi non ti dico le ragazze, insomma, erano detto, ma mister, qua non sappiamo, voglio dire, puntini, no? Ti ho lasciato senza parole. Spero di no. La voce è tornata. Ah, bene. Intanto, allora... È la mia telefonata. È la tua che non va, bravo Max. Allora, Eleonora, iniziamo da te. Ieri ho parlato col capitano Elisa, ho detto, innanzitutto vogliamo sapere un po' che ruolo fai e poi ho pronta una domanda subito per te. Allora, buongiorno a tutti, io gioco dietro in difesa principalmente e cerco di fare quello che mi riesce, insomma, sono verso la fine degli anni, penso, calcistici, perché ho già dato il mio, quindi do il mio contributo, ma si fa quel che si può, dai. Credo il mister non sia d'accordo, però, vero? Mi dici, insomma, che è un baluardo della difesa. Esatto. Però potete dirci che insomma, per quanto riguarda il Macam Prata, volate in testa alla classifica, avete vinto anche giovedì, quindi Eleonora, com'è stata la partita di giovedì? Raccontaci un po'. Ma la partita di giovedì partivamo, io sono sempre tranquilla, nel senso credo nella squadra, credo nelle potenzialità, quindi sulla carta era facile, non è da sottovalutare, alla fine abbiamo portato a casa un buon risultato, quindi abbiamo chiuso bene prima delle feste natalizie, dai, così nessuno può dirci niente. E soprattutto così il mister mangia il panettone, voglio dire, vero Luca? Perché sì, è stata una vittoria. Dove avete giocato, contro chi? Raccontaci anche tu un po' il tuo punto di vista. Sì, buongiorno a tutti di nuovo. Abbiamo giocato a Gradisca di Sonzo contro il Falling Star, una squadra che comunque, come ha detto giustamente Leonora, sulla carta era un avversario, diciamo, fattibile. Sono ultime in classifica, hanno 0 punti, nonostante comunque cerchino di giocare abbastanza la palla. E abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo rischiato niente, abbiamo gestito la palla, abbiamo fatto parecchie belle azioni. E il risultato, diciamo, che non lascia più di tanto scampo, 5-0. Avevamo bisogno anche soprattutto di vincere e di convincere anche sotto il punto di vista del gioco. Questo è stato fatto, quindi posso solamente dire brave a tutte le ragazze che hanno partecipato alla gara. Ecco, molto bene, molto bene. Eleonora, prossima partita, cioè soprattutto continuate ad allenarvi anche dopo Natale oppure no? Il mister vi ha lasciato libere?
No, abbiamo qualche impegno, non mi ricordo le date, ma ce le abbiamo scritte da qualche parte, quindi non ci Sì. fermiamo e il campionato riprenderà poi a gennaio, anche lì penso verso metà, credo, non mi ricordo. Comunque abbiamo sì una piccola pausa, ci alleneremo, faremo qualche amichevole giusto per tenerci un po' in movimento e poi ripartiamo alla grande con l'anno nuovo e finiamo in bellezza quello che abbiamo iniziato in questa prima metà, si spera. Beh, intanto Ecco, adesso complimenti. Max, vai. No, dicevo complimenti perché voglio dire, sono in testa e per cui insomma bisogna fare solo i complimenti. Invece volevo chiedere quanto difficile è questo campionato femminile, voglio dire, cioè che difficoltà ci sono? Trovate squadre veramente attrezzate? Ma diciamo che il campionato è bilanciato. Io che comunque gioco a calcio 5 da diversi anni, negli ultimi anni vedevo campionati con poche squadre forti e dopo tutte le altre squadre con una netta differenza. Invece quest'anno vedo che siamo tutte comunque lì lì, quindi ogni partita ce la giochiamo ed è anche più stimolante così, nel senso sai che ogni partita devi sempre dare il massimo, a prescindere, però sapendo che comunque le qualità degli avversari sono ogni volta valide, è sempre un motivo per fare bene in più. Ecco, Eleonora, adesso da attaccante ti faccio una domanda a un difensore, cioè qual è l'attaccante che ti dà più fastidio? Cioè tu che devi, diciamo, pensare alla fase difensiva. Devo fare un nome o come No, caratteristiche? senza fare nomi, però diciamo in generale, cioè secondo il tuo punto di vista, qual è quell'attaccante che ti mette magari più in difficoltà, ecco, in generale. Gli attaccanti veloci, gli attaccanti rapidi, veloci. Io poi sono alta, non sono agilissima, quindi quando trovo un attaccante molto più agile, ovvio che faccio un po' più fatica, ecco, devo studiare una strategia nuova per non farlo passare. Mister, devo dire, Luca, complimenti a Eleonora perché si è districata difensivamente parlando molto bene anche qua a Calcio 5 Show. Diciamo che la tua domanda, lei quale attaccante temeva, io sinceramente stavo pensando a tutti gli attaccanti che temono di essere marcati da lei, perché veramente a livello calcistico nel nostro campionato, lei di sicuro non la scopro io perché ha fatto categorie veramente importanti, però di difensori così ce ne sono veramente pochi. Penso sia una delle uniche veramente. Posso contarne forse 2 o 3 veramente giocatrici valide e che sanno stare in campo, sanno giocare la palla e sanno difendere e sanno anche attaccare. Difatti l'ultima partita ha fatto un gol e un assist lei, quindi diciamo siamo di fronte a una ragazza veramente di qualità altissima. Ecco, siamo contenti che tu ce l'abbia detto perché insomma penso anche per Eleonora faccia piacere sentirselo dire, ma soprattutto anche in diretta qui da noi. Grazie perché insomma ci avete dato uno spaccato della vostra realtà e sarà contento Gianluca che fra poco, il direttore marketing, che fra poco apparirà anche lui. Io vi ringrazio e ci vedremo presto. Per cui buon Natale a voi e ovviamente a tutta la squadra da parte nostra. Va bene, grazie a voi, buone feste a tutti e buon proseguimento. Grazie Eleonora e complimenti. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Eleonora per il Maccamprata. Adesso vediamo se ce la facciamo con no, abbiamo Gianluca. Scusa Gianluca, ti parcheggio un attimo perché volevo vedere se Kevin ci sente adesso un pochettino. Ci siamo. Sì, ecco, diamo giustamente spazio a Kevin, l'abbiamo presentato prima, il presidente della Eagles Cividale. Complimenti per la vittoria della Coppa Italia, quindi a te e a tutto il team che abbiamo visto nella seconda semifinale a San Vito al Tagliamento lunedì. Devo dire che anche ieri è stata una bella partita, però avete alzato un trofeo. Complimenti e raccontaci un po' il tuo punto di vista. Intanto vi ringrazio per avermi contattato, mi fa molto piacere essere nella vostra trasmissione che seguo
E niente, ieri è stato il primo dei nostri 2 obiettivi stagionali, fondamentalmente. Questa squadra è stata creata con 2 obiettivi, 3, sinceramente. Il primo era quello di vincere la Coppa Italia, il secondo il campionato, il terzo di andare più in là possibile sulle fasi nazionali. Ieri, insomma, abbiamo una squadra che per la C forse anche fuori categoria, nel senso che noi per adesso non abbiamo mai pareggiato, mai perso, e quindi ieri anche con un avversario abbastanza ostico come il Tarcento siamo riusciti a gestirla molto bene senza andare in sofferenza e giocare proprio un bel 5. Dici il risultato finale, mi sembra eloquente, voglio dire. Sì, poi 5-1 sembra diciamo, un risultato, il 5-1 è arrivato all'ultimo con il loro portiere a movimento, quindi che ci sta anche perché ormai mancava poco, loro dovevano provarle tutte e quindi ci sta. Noi abbiamo dei ragazzi che sono comunque tanti anni che giocano a calcio a 5, che hanno esperienza, ma tanti giovani, di cui uno che ieri ha fatto una tripletta che blinderò per i prossimi 2 anni sicuramente, perché Come si sennò chiama? Diciamolo pure. Mattia De Bernardis, che ha 18 anni, ieri se andate a vedere il quarto gol che ha fatto, questo è veramente bravissimo, bravissimo, ed è uno dei motivi per cui lo blinderò per le prossime stagioni, perché i nostri obiettivi prossimi del prossimo anno c'è l'obiettivo di arrivare in Serie A e non l'abbiamo mai nascosto come obiettivo societario, e quindi lo porteremo avanti fino alla fine. Beh, Kevin, ci hai dato una serie di indicazioni, devo dire, interessanti, e ti ringraziamo di aver partecipato in occasione di questo primo trofeo e speriamo, insomma, di ritrovarti spesso e volentieri per commentare con te l'andamento di questo campionato di Serie C. Spesso e volentieri invitiamo anche le rappresentanti del Pordenonese, ma ben vengano, insomma, anche le squadre di Cividale, Udine, Tarcento e così via. Insomma, ecco, ci fa piacere estenderci lungo tutto il Friuli, anche perché, insomma, è un movimento, quello della Serie C, FIGC, che va raccontato, anche perché fate sacrifici tanto più degli amatori, quindi complimenti e tanto di cappello a voi. Quindi ci risentiremo presto, però intanto complimenti da parte nostra alla tua società, la Eagles di Cividale. Max, se hai qualche domanda vai pure prima che Kevin scappi. Volevo unirmi ai tuoi complimenti, volevo dire che ho visto io la partita che hanno fatto a San Vito e mi hanno veramente impressionato onestamente, e quindi gli faccio i complimenti perché voglio dire, avere questa sicurezza e vincere comunque una finale anche 5-1, mi pare che insomma ci sia del lavoro dietro, e fa bene a blindare i giocatori più forti, perché poi alla fine sono quelli che ti portano un pochino più in su, ecco, tutto lì. Sì, Quindi quelli forti vanno trattenuti. Lo dico apertamente perché questo movimento ha bisogno di giovani e giovani italiani. È vero che in Serie C abbiamo la possibilità di prendere gli stranieri, noi li abbiamo presi perché siamo nati da poco e volevamo raggiungere subito gli obiettivi, però abbiamo tanti ragazzi italiani con cui stiamo curando per portarli su il prossimo anno, e spero che si avvicini a questo movimento a tantissimi giovani, perché è un bellissimo sport sano. Ieri alla fine della partita eravamo tutti quanti a festeggiare con quelli del Tarcento, perché siamo tutti amici, e quindi spero che questo movimento cresca a livello nazionale, perché lo merita. Ecco, bellissime parole le tue, grazie Kevin, e ci Grazie a voi. risentiamo presto. Volentierissimo, grazie mille. Buon Natale e complimenti Auguroni. ancora. Grazie a voi. Grazie mille, grazie Kevin. L'abbiamo visto poco fa, ritorniamo al Macam Prata. Direi non possiamo chiudere questa puntata natalizia, prenatalizia, caro Max, con il nostro ospite, D'onore. voglio dire principe, ecco, perché è sempre presente, sempre disponibile,
non so se vuoi aggiungere qualcos'altro a questa sviolinata, intanto, però è meritata. no, volevo semplicemente ringraziarlo perché è sempre una persona molto disponibile, e questo gli fa onore perché potrebbe anche dire, voglio dire, che domande mi fai o questo e quell'altro, quindi lo ringrazio apertamente e questo gli dimostra che è una persona eccezionale, ecco. Detto questo, No. naturalmente, detto questo, insomma, devo dire che non dico vi stiamo portando fortuna, siete proprio bravi, bisogna dire la verità. Ovviamente parliamo del Maccan Prata e facciamo gli scongiuri perché Gianluca, sei in quel di Gorgonzola, tu? Sì, buongiorno, tanto buongiorno a tutti e buon Natale a voi, le vostre famiglie e tutti coloro che ci seguono. È sempre, lo ribadisco ogni volta, una gioia essere qui. Siete voi che date l'opportunità al Maccan Calcio 5 di divulgare la conoscenza e, come diceva Kevin, anche di Cividale, di un movimento che è decisamente in crescita, quindi non è che per noi è un'opportunità e quindi vi ringrazio. Sì, sono Gorgonzola, io milanese, nato in Porta Romana, mi trovo in Lombardia, nella mia terra, nella mia regione, per una sfida decisamente interessante. Giocate contro il Milano Calcio a 5, giusto? Sì, tra l'altro sono in una struttura meravigliosa, Gorgonzola, con pannelli solari, parcheggi grandissimi, 2 piscine, palestra, padel, tennis, area gym bellissima, veramente una struttura meravigliosa dell'ultima generazione. Dal punto di vista sportivo oggi è una partita fondamentale. Perché? Perché il Sestu ha vinto il ricorso contro il Videoton Crema, che ha fatto giocare un giocatore che era squalificato, conseguentemente sono a 20 punti, noi siamo a 23 con una partita in meno, quindi oggi dobbiamo veramente dare l'anima con un avversario che è terzo in classifica. I ragazzi stanno bene, sono in forma, forse ci sarà della novità di mercato, ma non posso dirvi nulla più avanti, ma lo stato psicofisico anche questa volta è ottimale e poi vedremo in campo cosa succede. Devo dire che arrivare a Natale primi in classifica in questo modo, non dico che fosse inaspettato, ma non così. Vediamo oggi cosa succede. I ragazzi stanno veramente bene, si sono preparati. Tra l'altro sapete che il 18 a Udine Sbisà è stato premiato come uno dei migliori allenatori della regione. Il 20 siamo stati ospiti della Lega Nazionale Dilettanti a Faenza a vedere la, ahimè, partita della nazionale italiana contro quella spagnola, che ha perso 4-0, ma nella cena successiva siamo stati premiati per la vittoria del campionato di B, e questo comunque aumenta la visibilità e il valore e la notorietà del Maccan. Oggi è una sfida decisamente interessante con un avversario che penso sia tra i più difficili. Vedremo cosa succede, dopodiché ci sarà una pausa, faranno ancora un allenamento, poi il 2 ricominceranno e il 6 giochiamo in casa con l'Orange Asti, che è ultima in classifica, ma questo non vuol dire assolutamente nulla dal nostro punto di vista, perché per esempio prendiamo l'altra squadra di Asti con la quale abbiamo giocato, che ha giocato benissimo ed è penultima, quindi i numeri valgono fino a un certo punto. Ci sono squadre con le quali abbiamo giocato che tecnicamente sono molto più forti delle performance che poi hanno generato. Quindi vediamo, ragazzi, io vi aggiornerò man mano durante la partita. Ho parlato con Sbisà a pranzo, perché oggi ho pranzato non con lo staff dirigenziale, ma sono partito insieme alla prima squadra, ho mangiato anch'io pasta, pollo, crostata, proprio per stare vicino a Marco e ascoltare un po' le ultime percezioni del nostro allenatore, che è sempre una persona moderata, serena, tranquilla, lavora molto sulla strategia. Adesso insomma ci stiamo rafforzando anche dal punto di vista degli esercizi di tipo tecnico e fisico, perché è necessario, e poi le ambizioni le sapete, quindi non devo ribadirle. Domande? Ecco, Sono tutto vostro. Io starei qua ad ascoltare Gianluca per ore e ore, purtroppo dobbiamo anche liberarlo perché la partita inizia fra un'oretta, però ti ringraziamo. Cos'altro posso aggiungere? I complimenti Sì. Ovviamente da parte nostra a tutta la società. Ecco, abbiamo ospitato prima 2 rappresentanti della squadra femminile, Luca Riola finalmente col microfono funzionante,
Ci giocheremo questo bonus con lui per tutta la stagione, credo, prendendolo un po' in giro, ma insomma in maniera simpatica. Bene. Sì, le ragazze, ecco, e poi Eleonora Gobbo. Sì, le ragazze, Enrico, sì, sono stato con loro a Gradisca, hanno vinto 5-0, anche con le ragazze le stiamo, insomma, io ci tengo molto a seguirle, abbiamo un altro sponsor in più che le supporta, cominciano ad avere la maglietta piena di sponsor, la società cerca di supportarle in tutti i modi perché performino al meglio, sono prime, c'è un buon clima tra di loro, le ho seguite, le ho viste. Abbiamo fatto anche un discorsetto nello spogliatoio di augurio a queste ragazze che fanno sacrifici enormi e giocano bene, devo dire, giocano bene. Luca Riola è un bravo allenatore, una brava persona, ha modo, metodo e questo ci piace molto. È in stile McCann. Bene, grazie Gianluca. Allora aspettiamo i tuoi vocali o video durante la partita come di consueto, perché voi non lo sapete, ma Gianluca ogni tanto ci aggiorna quando può. Ecco, durante il match, così andiamo a sbirciare nel pomeriggio cosa sta succedendo quest'oggi in quel di Gorgonzola. Mentre la Juve, vi dico che sta vincendo 2-1 a Frosinone, annullato poco fa il 3-1 di Vlahovic, giusto così, ne abbiamo parlato prima, insomma la Juventus è passata in vantaggio. Ecco, lo so che a voi due interisti non ve ne frega molto, però ve lo dico così. Ecco, però potevi risparmiarti. Intanto volevo fare gli auguri a Gianluca. Non mi collego più. Gianluca, ti faccio i miei migliori auguri, naturalmente, perché insomma ti ringrazio di sempre di essere presente, no, giusto Enrico, perché è sempre troppo gentile e quindi lo ringraziamo e ci vediamo alla prossima e in bocca al lupo. Auguri a tutti, state bene. Bene, grazie Gianluca, buon Natale, buone feste a te, ovviamente a tutta la società Maccamprata. Estendi pure l'invito. Parte anche della società e della proprietà, ovviamente. Ragazzi. Grazie Gianluca, a presto e vedremo poi cosa succede in quel di Gorgonzola. Caro Max, a questo punto siamo giunti alla conclusione di questa che è l'ultima puntata dell'anno 2023 di Calcio 5 Show. Abbiamo iniziato con la puntata 0 ridendo e scherzando, lo facciamo allo stesso modo quest'oggi, ringraziando chi ci ha seguito e chi ci continuerà a seguire anche nel prossimo anno. E a nome mio e di Max ovviamente vanno gli auguri di buon Natale e buone feste, perché sono momenti importanti per stare insieme ai propri cari, alle proprie famiglie. E noi ci crediamo e vi ringraziamo se avete dedicato un po' di tempo per seguirci adesso in diretta oppure voi che lo fate in differita. Ecco, grazie mille e ringraziamo tutti gli ospiti di oggi perché siete stati come al solito tanti e disponibili. Ci piace raccontare le vostre storie ed è per questo che esiste Sportissimo Channel. Ecco Max, concludi pure tu la puntata con quella poca voce che ti rimane e grazie a te di tutto e di sopportarmi e buon Natale a te e famiglia. Beh, intanto ti ringrazio, intanto ci si sopporta un po' a vicenda, no? Naturalmente, perché ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Detto questo, guarda, è stata un'annata dove non mi aspettavo neanche, perché abbiamo incominciato un po' anche per scherzo questa avventura 2 anni fa e adesso ci ritroviamo qua a fare questa bellissima trasmissione dove appunto parliamo di qualcosa che ha bisogno di essere vista, insomma, che bisogna parlarne, insomma, perché far crescere certi movimenti fa bene allo sport e fa bene a tutto, ecco. Per cui questo è un bene. Chissà che magari potremo farlo anche con altri sport, sempre magari del Friuli Venezia Giulia, noi siamo a disposizione. Ricordo che oggi abbiamo avuto una diretta su ben 3 canali, questa volta non più su Twitch, ma abbiamo fatto Facebook, YouTube e Instagram, quindi vedete che il lavoro si va sempre avanti, ogni tanto varieremo, giusto per accontentare un po' tutti in tutti i canali, no? Chissà che un domani riusciremo a farlo su più piattaforme. Detto questo, un caro Natale a te, naturalmente a tutta la tua famiglia e a tutti i telespettatori che ci hanno visto e supportato e sopportato più che altro, perché alle volte no, non è neanche facile sopportarci, ci dilunghiamo sempre tantissimo, faremo puntate di ore e ore, ma non si può. Quindi un saluto a tutti voi e seguiteci naturalmente cliccando sempre
la campanella di seguimi. Da Sportissimo Channel è tutto. Buon Natale, ciao!